Allora, intanto questa rappresentazione è nata da un bando che ha emesso il Comune di Udine. Io ho cercato un po' di rappresentare un momento quotidiano dello scrittore Sgorlon. Lui, attraverso le informazioni della ricerca fatta, ho notato che era un assiduo frequentatore della biblioteca. E allora la rappresentazione sta nel creare, ho cercato di creare questo personaggio in cammino verso un luogo che lui amava tanto e che frequentava tantissimo. Ha lo sguardo leggermente volto a sinistra. Questo è perché magari conosce qualcuno e lo sta salutando, ma alla fine il concetto e la motivazione è quella che lui vuole abbracciare un po' o ringraziare tutti i passanti, e quindi è un sorriso di compiacimento, ecco.